premio va al dottor Marco Esposito. La commissione giudicatrice della 40ª edizione del premio D'Orso ha ritenuto meritevole del premio D'Orso 2019 per la sezione saggistica e giornalismo il dottor Marco Esposito per l'intensa attività saggistica e giornalistica per una corretta ed equa applicazione del federalismo fiscale alle regioni e alle comunità italiane, con particolare attenzione al Mezzogiorno d'Italia. Napoletano, 55 anni, Marco Esposito è giornalista professionista specializzato in economia. Ha lavorato nelle redazioni economico-finanziarie delle testate Il Giornale di Napoli, Napoli Oggi, Il Denaro, MF Milano Finanza, La Voce, Il Giornale di Indro Montanelli, Il Messaggero, La Repubblica, Il Mattino. Nel 2002 si è specializzato negli Stati Uniti sul funzionamento del federalismo fiscale e del sistema sociale, con un training individuale su invito del governo statunitense. Con l'avvento del federalismo fiscale in Italia ha maturato una profonda conoscenza del fenomeno, pubblicando centinaia di articoli e inchieste orientate all'equo funzionamento del federalismo in termini di recupero di efficienza e di contrasto ai divari regionali. Una delle inchieste, relativa agli articoli sul Mattino dal 18 aprile del 5 giugno 2008, ha ricevuto il premio Sele d'Oro 2008 per il giornalismo. Ha ricoperto anche funzioni pubbliche come assessore allo sviluppo del Comune di Napoli. Ha scritto diversi saggi e libri di divulgazione e di denuncia sulla devolution e sul federalismo fiscale. In particolare, l'ultimo libro, Zero al Sud, del 2018, edizioni Rubettino, ha riscosso un notevole successo ed è stato presentato sia in molte comunità meridionali che nel nord Italia. Il libro, con una documentazione ineccepibile, ha permesso di individuare sperequazioni nella distribuzione dei fondi per le politiche sociali a danno di molte comunità del Mezzogiorno. È stata così particolarmente richiamata l'attenzione di molti amministratori locali che essi sono stati spinti a presentare ricorso al TAR sulle sperequazioni registrate. E infine, lo studio di Marco Esposito ha anche dimostrato gli ulteriori danni che potranno derivare dall'autonomia rafforzata richiesta da alcune regioni del nord. Consegna il premio il professor Tesauro. Mezzogiorno, e già ci annoiamo. E invece no, dobbiamo insistere perché la nostra terra è il nostro presente e il nostro futuro. Eppure c'è una parte di questo Paese che si sta convincendo che se il Mezzogiorno è lasciato a se stesso, va bene lo stesso. E allora il premio D'Orso, che è arrivato all'edizione extra large, XL, 40, e insomma, non è che capita spesso che nel Mezzogiorno si riesca ad avere questa continuità. Questo ci permette di avere delle radici lunghe, ma anche di cambiare. Perché a lungo il Mezzogiorno è stato un obiettivo, anche un obiettivo di tutti, pensiamo a Pasquale Saraceno, di convergenza, di coesione, di miglioramento dell'Italia intera. Da qualche anno non è così. Nicola ha citato prima i tempi della disattenzione verso il Mezzogiorno. Adesso siamo verso azioni estrattive verso il Mezzogiorno, cioè andiamo a prendere una per una le risorse buone che ci sono, che siano imprese, che siano giovani che devono studiare, che siano ricercatori universitari. E lo facciamo in base a delle regole. E badate, che siano delle regole è veramente grave, perché la fotografia del divario nel Mezzogiorno è una fotografia reale, c'è sempre stato questo divario, o almeno da molti decenni c'è questo divario e si può analizzare il perché. Ma quando scrivi una regola per decidere che in quanto meridionale ti spetta meno, stai facendo qualcosa di diverso. E mi crea una certa tensione, ma non imbarazzo dirlo in un'aula del Senato, perché molte di queste regole sono state stabilite in stanze come queste. Noi viviamo in un paese dove dal 2015 si è stabilito che se in una comunità non c'è l'asilo nido,
il fabbisogno per i bambini di quella comunità di asilo nido è zero. Per esempio Altamura, 70.000 abitanti, 1.800 bambini sotto i 3 anni, fabbisogno riconosciuto di asili nido zero. Se in una comunità chiude la mensa scolastica, abbiamo stabilito dal 2015 che non c'è bisogno di mensa scolastica in quella comunità. Dal 2017, visto che nessuno reagiva a questi zeri su alcuni servizi, si è esteso il sistema. Dal 2017 la città di Caserta ha fabbisogno di trasporto pubblico locale zero, perché essendo fallita la società di trasporti vuol dire che quella comunità non ha bisogno di trasporto pubblico. Abbiamo stabilito una regola che dice, interpreta la Costituzione, visto che la Costituzione parla di integrale finanziamento delle funzioni date ai vari enti locali, si è stabilito con un accordo che viene integralmente finanziato, integralmente, come dice la Costituzione, il target perequativo scelto, dove però il target perequativo non è integrale ma è il 45,8%. Lo abbiamo stabilito, è una regola. Si è stabilito a partire dal 2017 che noi contiamo comune per comune, che in Italia vuol dire paese per paese, quanti sono i disabili nelle famiglie, quanti gli anziani non autosufficienti. Ma dal 2017 abbiamo deciso che vicino a quel numero, quante persone in difficoltà, mettiamo una variabile. La variabile si chiama variabile Dammi, variabile Fantoccio, variabile territoriale. Se quella comunità vive in una regione che offre pochi servizi, quei disabili, quegli anziani non autosufficienti devono ricevere meno servizi. Cioè abbiamo stabilito la regola dell'errata residenza. Se sei residente in Campania, in Calabria, in Puglia, in Basilicata, vale meno. Il tuo disabile ha diritto a meno. E vale a poco dire, ma perché storicamente ha avuto forse di più? Storicamente ha avuto poco, ma adesso si stabilisce che è giusto che abbia meno. Come se noi scrivessimo una regola per dire che è giusto che le donne vanno trattate peggio nella nostra società. Invece no, noi ci ostiniamo a scrivere regole che dicono che non c'è differenza di genere. Poi certo ci vorrà tempo per raggiungerlo. Noi siamo riusciti a stabilire una regola 28 febbraio 2018 che dice che per le regioni, si è accennato prima al regionalismo differenziato, andranno calcolati i fabbisogni standard in base a 2 parametri. Uno è la popolazione, più abitanti, più bisogni, è evidente, l'altro è il gettito fiscale del territorio. Cioè per la prima volta scriviamo una regola in cui diciamo che se una persona vive in un territorio ricco ha più diritto alla sanità, all'istruzione pubblica, alla tutela dell'ambiente, alle infrastrutture. Cioè il diritto non è più legato all'essere cittadini italiani, ovunque residenti, ma è legato alla residenza. È una sorta di razzismo con una possibilità di redimersi. Finché insisti a vivere nel Mezzogiorno, sarai trattato un po' peggio. Se ti decidi a trasferirti in una regione del centro-nord, sbianchisci rispetto. Se fosse un razzismo contro i neri, diventi bianco, diventi uguale agli altri, hai diritto alla stessa scuola, alla stessa sanità. Ecco, un paese che stabilisce regole di questo tipo è un paese, a mio parere, che non va da nessuna parte. E noi abbiamo ancora la possibilità di non arrenderci e di cambiare questo stato di cose. Intanto perché è giusto, in seconda ragione perché noi abbiamo ancora delle eccellenze straordinarie, in terza ragione, ho fatto i conti pochi giorni fa, sapete che sono appassionato di numeretti, c'è una generazione in Italia che è la più meridionale che ci sia mai stata nella storia dell'Italia stessa. Noi siamo circa il 34%, rappresentiamo come paese. Quella generazione vale il 40%. Sono le persone nate nel 91 e nel 92. Hanno adesso 27-28 anni. Sono persone con una straordinaria energia ancora residenti nel Mezzogiorno e che possono cambiare la sorte di questa terra. Io dedico questo premio a tutti quanti loro. Grazie.